Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui il cuore, o meglio il chakra del cuore, fa fare un po' male alle ginocchia, fa fare un po' male o manca l'acido salicilico al nostro cuore e allora bisogna intervenire. Il Marietto con il Legarda un anno fa più o meno ha fatto un ebook gratuito che si trova nel sito capitano.intervista.org, qui sotto c'è il link in descrizione, dove oltre ad aver fatto delle pillole spiegazioni, ma devo ribadirlo perché ci sono alcune persone che mi hanno richiesto di spiegare un pochettino, no? Questo ebook. Adesso parlerò soprattutto del cuore, perché il cuore, magari per momenti di sentimenti, oppure anche per una vita tanto stressata, voi dovete pensare che quando lo stress arriva per sentimenti o per lavoro, soprattutto in questo periodo che siamo sotto attacco, allora bisogna cercare non dei palliativi, ma diciamo o delle stampelle, delle carrozzine che ci diano un modo di traghettare questi periodi, no? E quindi noi, o il Manetto Veneziano e il De Garda, l'anno scorso hanno studiato i vari circuiti per tutti i 7 chakra e hanno fatto questo ebook, no? Ma è poco conosciuto perché il Marietto Veneziano e il De Garda sono sempre in un certo senso in work progress, no? Continuano ad arrivare nuove amicizie, nuovi committenti e quant'altro, e magari non hanno visto cose che abbiamo spiegato anni fa. Però prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di The Gab, al canale YouTube dell'Osto Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui c'è anche questo circuito che farò vedere adesso, e eventualmente anche nel sito del capitano.attivista.org c'è una sezione appunto dove si possono scaricare questi ebook gratuiti e questo circuito che farò vedere adesso, oppure c'è anche una sezione per chi desidera a rituali propiziatori professionali e quant'altro, creati sia da Ildegarda che da Marietto Veneziano, quelli a pagamento. Vi ricordo che un consulto con Marietto Veneziano è 20 euro pagabili solo con PayPal. Se non avete PayPal non contattatemi, neanche più. Ok? Bene, adesso vediamo un po'. Prima di tutto, questo è il circuito, guardatelo bene. Questo è il circuito, però prima di attivarvi e mettere il vostro testimone dovete sempre chiedere al pendolino col sì e il no. Il circuito lo si trova, il quadrante radiestesico lo si trova nel sito capitano.archivista.org. Chiedete se questo circuito per riallineare i chakra, cioè praticamente questo circuito non è che rinforza il chakra, lo riallinea alle vostre frequenze bovis, alla vostra onda di forma ideale. Serve per riallineare le frequenze vibratorie del cuore, serve per togliere sollievo, cioè dare sollievo al ginocchio, perché generalmente chi ha mal di cuore ha anche generalmente un male al ginocchio. Ed è un complemento anche ad altri, come si suol dire, altri trattamenti, cioè questo non è che fa tutto, diciamo che è una stampella, ad esempio, con un'alimentazione equilibrata, con una bella camminata e con la presa di magari vitamina C per rinforzare le arterie e togliere un po' il colesterolo dalle tubature, cioè dalle vene e dalle arterie. Bene, io penso di aver detto tutto e ricordatevi questo circuito, ma questo funziona anche se avete mal di cuore sentimentale, perché il cuore prende degli sbalzi emotivi e questo circuito radionico può dare una mano anche ad alleviare problemi sentimentali. Bene, ho detto tutto, vi ringrazio per il momento, vi ricordo che questa sera, che è mercoledì, alle 21 il legale Marietto Veneziano sul canale di Marietto Veneziano, YouTube chiaramente, solo chi è iscritto nel canale può fare le domande, perché ci sono alcune persone che poi sui vari social mi dicono ma non ho potuto fare la domanda in diretta, perché bisogna iscriversi al canale YouTube del Marietto Veneziano, in questo caso qui. Ci saranno sibille interattive gratuite. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!